Buongiorno, benvenuti sul mio canale. Oggi faremo un piatto siciliano, un timballo di anelletti al forno alla siciliana. Quindi per fare questo timballo ci occorreranno 300 g di carne tritata, io uso sempre solo il bovino, carota, sedano e cipolla, la passata, i piselli, io ne metto 300 g. Poi faremo anche la besciamella con mezzo litro di latte, 30 g di farina 00 e 30 g di burro. Ci occorreranno le nostre melenzane che io ho già tagliato e messo sotto sale per mandare via la loro acqua amara, 2 uova sode, del formaggio a pasta filata per rendere filante poi quando tagliamo le nostre fette il timballo, della mortadella, olio naturalmente, sale, del pepe macinato fresco, della noce moscata e della cannella. Ci spostiamo adesso ai fornelli per eseguire la ricetta. Abbiamo rosolato le nostre verdure, abbiamo aggiunto il nostro macinato di bovino, adesso lo andremo a sfumare con il vino bianco. Aspettiamo che evapori l'alcol del vino e aggiungeremo i piselli e infine aggiungeremo la passata di pomodoro. A dopo. Il vino è evaporato, quindi possiamo aggiungere la nostra passata e i nostri piselli, scusate. Lasciamo insaporire. E adesso possiamo aggiungere la nostra passata. Abbiamo aggiunto ancora dell'altra passata. Adesso saliamo. Beviamo. Mettiamo un po' di cannella perché a me piace il sapore della cannella che si sente dentro il ragù. Magari non tutti la mettono perché non piace a tutti, è facoltativa. E la noce moscata, una bella grattugiata. Ora facciamo cuocere il nostro ragù. Nel tempo che il nostro ragù sta cuocendo, facciamo la besciamella. Ho messo 30 g di burro che si sta sciogliendo. Appena che sarà tutto sciolto uniremo 30 g di farina 00. Ecco che si è sciolto, uniamo la farina. Giriamo in modo tale che la farina si cuocia un pochino. Facciamo il roux, questa unione di farina e burro si chiama roux in francese, viene dal francese. Quindi la facciamo cuocere un pochino in modo tale che la farina perda il suo gusto di crudo e acquisisca sapore della cottura senza farla bruciare, mescolandola sempre. Vedete? Si è formata questa cremina. Adesso andremo ad abbassare un po' il fornello e aggiungeremo il nostro latte. Andiamo sempre a mescolare. Se eventualmente si formano i grumi, la potrete passare al setaccio quando sarà cotta, così evitate tutti i grumi e vi verrà bella liscia. Però se la mescolate per bene non dovrebbero venire.
Quindi abbiamo aggiunto tutto il latte, tutto il mezzo litro. Ora cerchiamo di mescolare sempre finché il latte non si addensa. Intanto la saliamo, mettiamo un po' di sale nella nostra besciamella e mettiamo anche la noce moscata che profuma questa salsa. La portiamo a cottura mescolando sempre, evitando che si formano i grumi. Vedete che bella liscia per ora. Ora piano piano cuocendo si addensa. Ecco che la nostra besciamella si è addensata, vedete? Bella cremosa, bella lucida. Ecco qui, guardate qui. Ora non aspetterà altro che unirsi al ragù per insaporire perfettamente gli anelletti. Abbiamo messo l'olio nella nostra padella e adesso inizieremo anche a friggere le nostre melenzane. Una parte ci serviranno per contornare, diciamo, la ciambelliera dove li andremo a posizionare per formare il nostro timballo, e un'altra parte li tagliuzzeremo tutti in mezzo alla pasta e quindi serviranno da condimento. Abbiamo terminato la frittura delle melenzane, ora andiamo a mettere la pasta, a calare la pasta perché l'acqua già bolle ed è salata, è stata salata. Andiamo a mettere i nostri 300 g di anelletti e dovranno cuocere 7 minuti, poi andranno scolati e conditi con i vari condimenti che abbiamo già preparato. A dopo. I nostri anelletti sono stati cotti per 7 minuti, li abbiamo messi in questo lemmo, abbiamo cotto il nostro ragù e l'abbiamo unito alla nostra besciamella in modo tale che rende più compatti dentro al forno, poi dentro il timballo, diciamo, gli anelletti. Quindi ora andiamo a comporre, diciamo, a condire i nostri anelletti con questo ragù insieme alla besciamella e poi li trasferiamo. La nostra ciambelliera è stata imburrata e spolverata con il pangrattato. Poi andranno messe le melenzane per lungo e poi sarà riempito il tutto con la pasta e sarà farcito l'interno. Abbiamo rivestito la nostra ciambelliera con le melenzane messe una accavallata sull'altra. Adesso andremo a riempire con la pasta, a cui abbiamo messo altre melenzane spezzettate nel mezzo. Quindi andiamo a fare questo lavoro. E riempiamo tutta la nostra ciambella. Cominciamo a farcire la nostra pasta con la mortadella. Mettiamo le nostre uova a fettine. Poi continuiamo con il formaggio, il galvanino sempre affettato. Adesso che abbiamo contornato con il nostro galvanino, andiamo a mettere un altro po' di salsa di pomodoro, di ragù. Spargiamo per bene. Andiamo a mettere il nostro formaggio grattugiato, il parmigiano.
continuiamo nuovamente con un altro strato di pasta. Aggiungiamo di nuovo il nostro galbanino che farà da collante. E aggiungiamo nuovamente il nostro strato di pasta. Abbiamo fatto il secondo strato con la mortadella, le uova sode e il galbanino. Adesso andiamo a mettere un altro po' di salsa di pomodoro a coprire, di ragù con la besciamella e finiamo poi con il formaggio grattugiato e le melanzane e andrà in forno a 180 gradi per 35 minuti. Dovrò fare la crosticina. Abbiamo finito con le melanzane, l'ultimo strato, abbiamo messo un po' di pangrattato sopra in modo tale che faccia un po' di crosticina e adesso lo inforneremo a 180 gradi forno ventilato per 35 minuti. Ci vediamo dopo, quando sarà tutto pronto. Ecco qui la nostra pasta, il nostro timballo di anelletti alla siciliana. L'abbiamo appena sformato, guardate che bello, che profumato. Adesso lo andremo a tagliare e ad assaggiare. A dopo. Ecco che assaggiamo il nostro timballetto, vediamo come è venuto. Guardate come fila. Buonissimo, fatelo, è buonissimo, lo potete portare così, avete un picnic al mare, dove volete voi, perché viene bello compatto, quindi fatelo, mi raccomando, iscrivetevi al canale, commentate, lasciate i vostri like, ci vediamo alla prossima, ciao a tutti!